Queste che vedete sono le immagini della rapina che dei malviventi compirono lo scorso 11 febbraio presso la sede dell'istituto della Banca Sant'Angelo a Raffadali. Tra i cassieri che subirono l'evento delittuoso era presente anche Mario Gallo, storico dirigente dell'istituto licatese da circa 30 anni, molto noto in città anche per via della sua attività sociale verso il centro storico. Gallo subì un forte shock allorquando i rapinatori lo minacciarono di versare il denaro presente nella cassaforte e nelle loro sacche e allorquando lo intimarono anche con un coltello alla gola di volere la sua catenina d'oro. Ma Gallo si rifiutò considerando anche l'affetto che lo stesso nutriva verso il monile. Egli finì anche bene in quanto i suoi malviventi lo risparmiarono da reazioni anche ben più pesanti nei suoi confronti. I tre rapinatori però subito dopo un paio d'ore furono rintracciati con il bottino nei pressi di una stazione carburanti a Sant'Angelo Muxaro dai carabinieri che con grande intuizione cinturarono la zona e catturarono i ladri e recuperata la somma di 50.000 euro da poco trafugata in banca. Ebbene, nonostante la Banca Sant'Angelo non abbia subito alcun danno per via del ritrovamento del bottino, che fa? Penalizza il cassiere Mario Gallo. Ebbene, nonostante la Banca Sant'Angelo non abbia subito alcun danno per via del ritrovamento del bottino, che fa? Penalizza il cassiere Mario Gallo e subito emana una nota disciplinare e successivamente una lettera di licenziamento per giusta causa, sì proprio così, al danno la beffa, da vittima a carnefice, e quanto scritto in una nota stampa che il sindacato della CISL Bancari FES da parte di Fabrizio Michele Greco, segretario delle province di Agrigento, Caltanissetta e Enna. L'amico Gallo, dicevi bene tu, dopo 30 anni di onorato servizio, aver subito una rapina e essersi sentito poi, no, prima aver avuto le consultazioni, quindi da parte dell'azienda, e subito dopo avere la lettera di licenziamento per giusta causa, tutto ciò lascia molto perplesso e quindi adesso sicuramente i nostri legali faranno in modo, in maniera analitica e dettagliata, di capire il perché di questa azione dell'azienda bancaria. Capisco che le aziende bancarie in questo momento di difficoltà, perché hanno dovuto affrontare questa pandemia mondiale che ha dato, come dire, ha nociuto a tutti quanti, però da questo punto di vista credo che si sia accanito su un lavoratore che da 30 anni, come dicevate bene, ha dato sempre lustro e professionalità all'azienda per cui lavorava. Tutto ciò ha lasciato molto strano e quindi abbiamo fatto il comunicato da carnefice, cioè è diventato proprio un accanimento sulla propria persona, quindi da questo punto di vista ci ha lasciato molto basiti di questo atteggiamento. Tra l'altro la rapina è andata, diciamo, male per i rapinatori, la banca, diciamo, non è stata danneggiata, i carabinieri fortunatamente attraverso una brillante operazione hanno recuperato il bottino, per cui ecco, non si comprende la tempestività anche del provvedimento del licenziamento, no? Appunto, proprio questo, dico, alla fine, dico, fortunatamente intanto non è successo nulla durante la rapina, perché capite bene quanto si dice una rapina per chi purtroppo l'ha subita, e subentra lo shock, lo stress psicologico, la tensione, la paura, perché non si sa con chi si ha a che fare, e quindi la paura, e si spera che tutto finisca al più presto in modo da poter riprendere poi quelle forze che in quel momento vengono meno. Tutto ciò fortunatamente non è successo nulla durante la rapina. Il bottino, per quanto ne sappiamo, è stato quasi totalmente recuperato. Alla fine già suscitava il sospetto come dire, aver avuto le contestazioni da parte dell'azienda. Ci può stare, perché durante la rapina, come sapete bene, purtroppo magari non sottemperano tutte le normative previste, non si seguono pedissequamente tutte le normative, ma tutto ciò lascia poi basito dopo l'audizione avere ricevuto la lettera di licenziamento per giusta causa. Anche lì infatti gli avvocati vorrebbero capire qual è la giusta causa di un lavoratore che per 30 anni, ripeto, ha dato sempre la sua competenza e professionalità a questa banca, e quindi naturalmente ci lascia veramente perplessi dell'atteggiamento dell'azienda bancaria. E proprio per questo noi siamo accanto al lavoratore, a tutti i lavoratori che
non commettono atti dolo, violazione grave della normativa, quindi alla FISTCIS il nostro sindacato sarà sempre a fianco dei lavoratori e a tutela dei lavoratori. Questo è un esempio che ci lascia veramente perplessi e non capiamo qual è l'atteggiamento dell'azienda nei confronti del collega in causa, in questo caso di Mario Gallo. Ma poteva capitare a chiunque, però dico, lascia veramente stranite e basite da questa situazione, da questo atteggiamento.